Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Eccoci, buongiorno a tutti, bentrovati. Iniziamo appunto questo intervento, attenzione, ecco, che appunto ha il titolo Chiavi di lettura, con quel IA aumentato proprio per richiamare l'intelligenza artificiale. Ecco, oggi io sono Nicola Ceron, sono il coordinatore del servizio di orientamento di ENIP Veneto. Con me doveva esserci anche il collega Francesco Pezzini, ma purtroppo un'influenza lo ha fermato a casa, e quindi insomma gestirò in autonomia l'intervento. Con questo nostro seminario, ecco, che si chiama appunto Chiavi di lettura, noi di ENIP Veneto ci teniamo, insomma, abbiamo un grande obiettivo, che è quello di cercare di fornire degli strumenti legati appunto all'orientamento. Quindi questo è un po' quello che andiamo a raccontare sul territorio grazie alle azioni che gestiamo finanziate dalla DGR regionale. Ci siamo quindi poi chiesti anche in relazione appunto al grande tema di Job Orient, al tema di ENIP Veneto, che ha deciso di portare appunto qui in fiera, come l'intelligenza artificiale possa rientrare nei processi di orientamento. Ecco, cerchiamo insomma di accompagnarvi in questo talk oggi con il nostro pensiero che abbiamo fatto, e quindi abbiamo detto ok, proviamo ad interrogare l'intelligenza artificiale su alcuni argomenti appunto che, come dicevo, sono trattati nel nostro seminario dal titolo proprio Chiavi di lettura. Bene, allora partiamo da che cos'è orientamento. Ci teniamo sempre insomma a mettere un po' di definizione scientifica a quello che facciamo. Allora, orientamento, vedete, riportiamo la definizione del Ministero dell'Istruzione, vado a leggerla e poi la interpreto insieme a voi. Orientamento non è solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione, con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale. Quindi ecco, orientamento oggi significa che cosa? Significa essere all'interno di una transizione. Transizione, per sua natura la transizione dice un passaggio da una situazione ad un'altra, e quindi appunto sono i ragazzi delle scuole medie, della secondaria di primo grado, i ragazzi delle scuole superiori che decidono di cambiare o riorientarsi, i ragazzi della secondaria, delle scuole superiori, a secondaria di secondo grado, che decidono appunto di che percorso intraprendere, il post diploma, ma anche noi adulti, quando siamo in fase di transizione, di passaggio, viviamo un momento di crisi, vogliamo cambiare lavoro, cambiamo città, cambiamo casa. Ecco, queste sono tutte fasi di transizione, e appunto l'orientamento rientra proprio in questi processi qui.
ed ecco perché assume un valore permanente. Ecco, oggi orientamento non è solo scegliere la scuola superiore o scegliere che cosa fare dopo il diploma. Assume, ecco, questa accezione proprio di valore permanente. E quindi ciascuno di noi può vivere nel corso della propria vita questo momento di passaggio, di transizione, e ciascuno di noi quindi è dotato di potenzialità, capacità che vanno accolte, trovate, analizzate e sviluppate per appunto entrare, vivere questo processo di transizione. Ecco, ciascuno di noi, ciascuna persona è protagonista. Ecco, questo è proprio il centro in cui crediamo molto come servizio orientamento. Lavoriamo molto sullo sviluppo delle potenzialità, delle capacità, delle conoscenze individuali di ciascuno di noi. Ecco, entriamo appunto nel vivo appunto del nostro seminario, che è quello di quali sono le scuole secondarie di secondo grado. E ecco, sulla base proprio di questo abbiamo deciso di giocare un po' con l'intelligenza artificiale e abbiamo fatto appunto questa domanda. Noi di solito poniamo questa domanda alle platee appunto che sono presenti ai nostri seminari. Stavolta abbiamo voluto porre la domanda all'intelligenza artificiale. Vediamo se ci viene in aiuto. Eccolo qua. Qui appunto stiamo digitando la domanda. Abbiamo scelto di fare una registrazione. Ecco. Adesso analizzeremo insieme, però comunque si vedono le risposte dai licei, gli istituti tecnici e poi abbiamo gli istituti professionali. Poi ti dice se vuoi anche qualche altro passaggio, posso darti delle altre informazioni. Ecco, abbiamo proprio fatto la domanda come se fossimo un genitore, un ragazzo che chiede all'intelligenza artificiale appunto una cosa: quali sono le scuole superiori? Vediamo un po', andiamo un po' ad analizzare. Ecco, il primo punto è proprio questo. In Italia l'intelligenza artificiale ci dice le scuole secondarie sono suddivise in 3 grandi tipologie. Diciamo che questo è già un primo errore, perché appunto gli ordinamenti dell'istruzione scolastica, la secondaria e il secondo grado, in realtà sono 4. Prima appunto avete visto, ci hanno presentato i licei, i tecnici e i professionali. In realtà appunto abbiamo l'istruzione liceale, l'istruzione tecnica, l'istruzione professionale, ma si aggiunge anche l'istruzione e la formazione professionale, quella che viene un po' definita anche IFP in sigla. Vediamo appunto, entriamo un po' nello specifico. L'intelligenza artificiale ci dice, ecco, questi sono i licei, no? Vi ho proprio riportato la risposta dell'intelligenza artificiale. Ci dice che i principali indirizzi sono liceo classico, scientifico o scienze applicate, c'è un linguistico, c'è lo scienze umane con l'opzione economica, l'artistico, musicale coreutico, europeo internazionale, mettendo un po' questa sorta di mezza definizione così. In realtà, ecco, fonte ministeriale, i licei sono questi, sono più di una decina. Sì, più o meno li abbiamo azzeccati un po' tutti. Abbiamo anche il liceo del Made in Italy, che di fatto insomma è un'istituzione ministeriale, è ancora in fase di sperimentale, però ecco, questi sono gli indirizzi reali presenti in Italia. Passiamo appunto poi alla sezione degli istituti tecnici. L'intelligenza artificiale ci dice, vedete, uniscono teoria e pratica con attenzione al mondo tecnologico e dei servizi. I vari settori li divide in settore economico e settore tecnologico. Effettivamente diciamo che rispetto alla parte proprio, diciamo così, scientifica, quindi ministeriale, che cosa sono, come sono composti, ecco qui ci abbiamo più o meno azzeccato, nel senso che li ha comunque suddivisi in settore economico, nel senso che gli istituti tecnici sono proprio suddivisi su 2 grandi aree, l'area
economica, diciamo così, in cui sono presenti gli indirizzi di amministrazione, finanza, marketing e il turistico, e l'area tecnologica, in cui ci sono tutti gli altri indirizzi che vedete, quindi tutto l'aspetto della produzione meccanica, energia, trasporti, elettrico, elettronico, informatica, grafica e così via. Quindi questi sono gli indirizzi reali presenti oggi nel sistema dell'istruzione tecnica. Andiamo oltre ed entriamo nel mondo degli istituti professionali, orientati a competenze pratiche all'ingresso diretto al mondo del lavoro, ma permettono anche di proseguire i percorsi all'università oppure all'ITS Academy. Ecco, già qua c'è un'informazione, nel senso che spesso si entra un po' nel luogo comune, diciamo così, che l'istruzione professionale non dia accesso all'università, in realtà dà accesso all'università. Anche questa appunto è un'informazione piuttosto corretta che ci dà l'intelligenza artificiale. Vedete, sono suddivise appunto, cioè l'intelligenza artificiale ci dice esistono i percorsi professionali suddivisi tra i servizi o l'industria e l'artigianato. Questi appunto sono tutti in realtà i grandi percorsi che sono veramente esistenti nel mondo dell'istruzione professionale a livello appunto ministeriale, quindi appunto questa è la fonte ministero, ok? Come vedete appunto qui sì, effettivamente, torno un attimo indietro, ci cita praticamente 5 indirizzi, mentre in realtà gli indirizzi reali sono, vedete, ben più di 5. Ecco, quindi c'è anche su questo sicuramente lacuna, mancanza di informazione reale che ci ha dato l'intelligenza artificiale. Basta, l'intelligenza artificiale in realtà conclude qui. Ma non c'è solo questo, appunto, come vi dicevo, c'è questo famoso quarto canale, che è il canale dell'istruzione e formazione professionale. Noi di ENIP appunto siamo un po' sensibili, in quanto appunto rientriamo proprio nel canale della IFP, e fatalità appunto l'intelligenza artificiale non l'ha minimamente considerata. Ecco che allora appunto ci teniamo insomma a farvi vedere, ecco, non mi metto a leggere tutto, questi sono gli indirizzi dell'istruzione professionale per il titolo di operatore, quindi alla qualifica triennale. Dopo vi faccio vedere lo specifico, appunto vedete sono moltissimi. E poi abbiamo quelli che sono gli indirizzi di tecnico, quindi il diploma appunto una volta concluso il quarto anno. Faccio ecco una specifica, ci tengo insomma a fare proprio spendere qualche minuto proprio per capire quello che vi ho appena raccontato. Appunto noi nei nostri seminari presentiamo sempre questa slide ed è giusto che ci sia l'attenzione giusta. Ecco, ipotizziamo, eccoci qua, noi siamo studenti della scuola secondaria di primo grado, ragazzi delle scuole medie che devono scegliere le scuole superiori, quindi stiamo per entrare, eccoci qua, nel mondo delle scuole superiori. Abbiamo appunto fatto questa grande distinzione. Qui abbiamo riportato i 3 grandi filoni dell'istruzione, quindi il liceo, il tecnico e il professionale, e accanto il famoso quarto canale, il canale dell'istruzione della IFP. Come vedete, l'istruzione appunto tecnica, professionale e liceale ci porta in un percorso unico direttamente, questa slide appunto va letta dal basso verso l'alto, ci porta direttamente ad ottenere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Nel mondo della IFP ecco c'è diciamo che cresciamo a gradoni, si arriva al primo gradone, il primo step, che è quello per ottenere la qualifica professionale, che di fatto, vi riporto un attimo, sono questi indirizzi, quindi gli indirizzi di operatore, ok? Quindi una volta terminato il terzo anno nella IFP si ottiene un titolo di studio a tutti gli effetti, una qualifica professionale. Si può continuare a studiare, vediamo se mi porta, eccoci qua, eccoli, il mio amico laser. Una volta terminato il terzo anno si può entrare nel mondo del diploma professionale, sempre appunto nel filone delle IFP, con il quale si ottiene appunto un anno di scuola in più e si ottiene il diploma professionale. Come vedete qui
dal fronte della IFP, ecco, le linee in orizzontale ci portano comunque dentro il mondo del lavoro, cioè una volta ottenuta la qualifica oppure una volta ottenuto il diploma professionale possiamo comunque sempre andare a lavorare, ok? Ma abbiamo ottenuto 2 titoli distinti, uno di operatore e un titolo di tecnico professionale. Ad oggi, allo stato attuale dell'arte, il mondo della IFP ci presenta anche un 5º anno, che è un anno di certificazione, viene chiamato IFTS, un anno con il quale si ottiene appunto una certificazione ulteriore rispetto a quello che è il nostro titolo professionale. Il livello EQF rimane lo stesso, dopo faccio un piccolo inciso anche su che cos'è il livello EQF, per poi entrare, vedete, nel mondo dell'istruzione terziaria, là in alto. L'istruzione terziaria, più comunemente conosciuta come università, ecco, non c'è solo l'università, nel mondo dell'istruzione terziaria abbiamo anche tutto il mondo accademico, mi piace chiamarlo, quindi della formazione artistica, musicale, il famoso conservatorio, anche le accademie militari e quant'altro, ma abbiamo anche esistenti il percorso di ITS. ITS è l'istruzione tecnica superiore con il quale si ottiene un titolo maggiore, ok, di livello più alto di livello EQF, superiore rispetto appunto ai titoli che abbiamo ottenuto con le scuole superiori. Ho detto allo stato attuale perché in realtà ci si sta muovendo verso un percorso che si chiama 4+2, quindi un percorso quadriennale che fa un salto diretto dentro agli ITS, ok? Quindi si salta questo 5º anno di certificazione, ecco. Ci teniamo sempre, quando facciamo questi tipi di incontri qui, a soffermarsi appunto su questa slide. Visto che insomma c'è una famiglia, vi era chiara questa informazione? Avete benissimo, perfetto, quindi fate pure domande se c'è bisogno, volentieri. Ecco, questa è l'impostazione del sistema scolastico delle scuole superiori attuale. Ecco, questa slide ovviamente l'intelligenza artificiale non avrebbe potuto, avremmo dovuto in un qualche modo scrivere un prompt per dirle che cosa fare, quindi avrebbe un po' trovato così il tempo che trova, perché ovviamente do io le informazioni in pasto all'intelligenza artificiale. Appunto, brevissimo inciso su quello che è l'EQF, quel livello di cui vi ho parlato prima. Scusate, vi faccio vedere semplicemente qui l'EQF 3 dopo una qualifica, EQF 4 dopo un diploma, che è lo stesso EQF del diploma della maturità, ok? Quindi l'istruzione tecnica, liceale e superiore. Che cos'è appunto l'EQF? È un acronimo inglese che appunto dice che è il quadro europeo delle qualifiche. Che cosa permette di fare? Ci permette in realtà di, andiamo alla slide successiva che vediamo bene, serve proprio a paragonare i titoli di studio tra tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Quindi anche il titolo della qualifica professionale, il titolo triennale, è valido in tutta Europa, non è un diploma valido solo nelle regioni in cui si ottiene il titolo. E ci permette appunto di capire quale sia il livello di competenza che poi ci porta, o meglio, il livello di competenza che abbiamo per entrare nel mondo del lavoro. Quindi vedete che la definizione del Consiglio europeo ci dice proprio che è basata su 8 livelli e se vi ricordate nella slide di prima ho detto che la qualifica è il terzo livello, che è il livello minimo che serve per entrare nel mondo del lavoro, con l'EQF 3, poi abbiamo l'EQF 4 e l'EQF 5 e si va a crescere. L'8º livello è proprio il livello più alto della scala, diciamo così, appunto, poi dell'ottenimento dei diplomi che si ottiene con i master post università, master di primo o secondo livello. E quindi permettono appunto di, come titolo, permette proprio di uniformare l'ingresso appunto al mondo del lavoro
in tutti i Paesi membri. Quindi con i nostri titoli, italiani o europei, noi possiamo girare in Europa, allo stesso tempo i cittadini europei appunto possono girare in tutti i paesi proprio avendo questa uniformità di titoli. Ok, ecco, quindi questo è un po' il riassunto di quello che è l'EQF. Ritorniamo alla nostra amica intelligenza artificiale. Questa è una seconda domanda che appunto di solito è l'altro grande focus che portiamo durante i nostri seminari quando appunto andiamo nel territorio, come dicevo, come scegliere la scuola secondaria di secondo grado, quindi come posso fare, da dove parto, ok? E anche qui abbiamo sempre chiesto alla nostra amica intelligenza artificiale, ecco, dicevo un piccolo inciso sul fatto che abbiamo registrato la nostra richiesta, vedete l'abbiamo registrata questa settimana perché abbiamo detto sarebbe stato veramente bellissimo farla in diretta oggi, ma tecnicamente sarebbe stato un po' difficile da gestire e poi proiettare, e vediamo quindi insomma, eccoci qua, vediamo qua che cosa ci dice. Quindi abbiamo detto come posso scegliere la mia scuola secondaria di secondo grado, come posso scegliere le scuole superiori. Abbiamo fatto finta di essere un ragazzo o un genitore che sta chiedendo all'intelligenza artificiale. Ecco, scegliere la scuola superiore prevede di fare dei passaggi, come vedete lui ci sta dicendo pensa a come ti vedi, conosci davvero le scuole della tua zona, valuta lo stile di studio, considera aspetti pratici. Ecco, questa è un po' la sua risposta. Andiamo appunto, come ho fatto prima, ad analizzarla, a vedere un po' nella realtà dei fatti. Allora, il punto 1, no? Ci dice parti da te stesso, capisci i tuoi interessi e le inclinazioni, chiediti quali materie ti piacciono di più, se preferisci fare attività pratica o teorica, ti piace ragionare in modo matematico o scientifico oppure ti senti più portato per le lingue, l'arte o la comunicazione. E poi se non sai rispondere ti dice prova a fare un test di orientamento o a chiedere ai tuoi insegnanti cosa notano. Ecco, diciamo che su questi tipi di risposta qua, ecco, possiamo fare una serie di considerazioni. Alcune non sono del tutto sbagliate rispetto a quello che è l'impostazione di fare orientamento. Come vi dicevo prima, orientamento siamo noi i protagonisti, siamo la prima persona che quindi deve capire dov'è, no? È come se impostassimo la mappa su Google Maps, cerco una destinazione, imposto, lui mi trova la destinazione e come primo passaggio per farmi vedere tra me e la destinazione cosa ti dice? Ti dice trovati, no? Ti trova Google Maps, trova dove sei, prende la tua posizione. Ecco, quello che noi facciamo sempre appunto durante i nostri percorsi di orientamento è partiamo dal dove sei. Ecco, quindi ecco il parti da te stesso, diciamo che come primo punto dell'intelligenza artificiale tutto sommato è un buon punto. E quindi diciamo che la risposta è parzialmente esaustiva perché comunque non si sofferma nel riportare in quel punto, non si sofferma sul tutti i tipi di inclinazione, tutti i tipi di ambiti, per esempio appunto l'ambito anche letterario, l'ambito umanistico non viene citato, ha dato una risposta un po' sommaria. Ecco, un piccolo alert, a noi piace sempre un po' metterlo sull'aspetto dei test perché appunto la parte testistica manca tutta quella che è appunto la relazione educativa e quindi un po' come si diceva anche nello speech di prima, il test potrebbe semplicemente essere uno strumento che in realtà poi deve essere analizzato da un qualcuno e quindi appunto una persona, un orientatore. Ecco, quindi anche qua che il fatto che suggerisca di chiedere agli insegnanti, ecco, è già un primo, come dire, un passaggio di un punto interessante, un punto anche diciamo così utile che può essere fatto quando si fa il primo passo, ecco, nella fase di scelta di orientamento. L'intelligenza poi ci diceva pensa a come ti vedi tra qualche anno, non serve avere un piano preciso ma può essere utile chiedersi
ti immagini all'università? Se sì, potresti scegliere una scuola di tipo liceale o tecnico, no, non so, allora un professionale o un tecnico. Ecco, questa è una risposta veramente molto molto sommaria, leggera e veramente poco, a nostro avviso, poco consona, nel senso che si è proprio ha fatto un grandissimo riassunto di tematiche che veramente possono essere sviluppate su più incontri anche di colloquio individuale di orientamento. Quindi ecco, oggi un fattore importante, che è più un pensiero pedagogico, non è il come ti vedi tra qualche anno, ecco, è molto importante ragionare sul qui ed ora, ok? È vero che uno dice sì, scelgo per un futuro, però oggi si dice non c'è più la linearità dei percorsi di studio, quindi la scelta delle scuole superiori non è più quella che vincola poi una carriera post diploma, una carriera lavorativa, ok? Ecco, questo è una cosa molto importante da tenere in considerazione. E quindi appunto preferiamo sempre parlare del qui ed ora, il come sei, come stai, che cosa stai vivendo oggi, per cercare di trovare la realtà giusta, la scuola giusta per il ragazzo oggi. Quindi sì, qui potremmo veramente fare altri seminari interi sul contenuto della risposta dell'intelligenza artificiale, però ecco, ci limitiamo un attimino a dire questo, nel senso che appunto ecco, questa forse sì, non va presa come verità assoluta. Conoscere davvero le scuole della tua zona è una parte che molti sottovalutano, ci dice, e per ogni scuola informati sul piano di studi reali, quello che viene chiamato POF o PTOF, piano formativo, piano dell'offerta formativa, cioè che cosa vi propone la scuola in termini proprio di formazione del ragazzo a 360 gradi, quindi non solo il titolo di studio, ma che attività ci sono extrascolastiche, che cosa si fa per integrare, ecco, lo sviluppo della conoscenza. E poi vabbè, qui ci dice chiediti com'è l'ambiente, il livello, i progetti che fanno, ecco, è quello un po' collegato al POF. Suggerisce di andare agli open day, parlare con studenti che hanno frequentato, effettivamente ecco, questi sono dei suggerimenti che diamo anche noi. Abbiamo voluto integrare con qualche altra nota, con un QR code che in realtà riporta al sito del Ministero, la piattaforma unica, con la quale ci fa vedere, si chiama Scuola in Chiaro, con la quale possono vedere tutte le scuole italiane a seconda appunto della posizione geografica, ecco. Appunto perché effettivamente è da tenere in considerazione dove abitiamo, che tipo di scuole ci sono nel nostro interland, diciamo così, dove possiamo andare, quali scuole potremmo ipoteticamente insomma andare ad iscriverci. Una sottolineatura rispetto appunto ad andare a vedere, ad andare a conoscere le scuole, noi la diamo sempre ed è molto importante come consiglio che noi diamo, proprio perché ci permette di definire ovviamente i sì, i perché sì, ma anche i no perché o i perché no. È importante anche questo, quindi non diamo per scontato che ok, ho una mezza idea, allora vado a vedere solo quella scuola lì perché mi interessa quella scuola lì, perché, per vari perché. Ma ecco, investite del tempo per andare a vedere veramente una rosa un po' più ampia di scuole, proprio perché anche il no sia un no definitivo, perché in questo momento magari si stanno escludendo delle scuole sulla base di che cosa? La distanza geografica, di un titolo che magari non so neanche che cosa vuol dire, che cosa si studia in quella scuola, ecco. E quindi a volte aver investito un pomeriggio per vedere una scuola che dico ok, ho la certezza, adesso ho capito che cosa si fa in questa scuola, ho la certezza che non mi interessa, è il no mio, ok? E anche i no sono fondamentali appunto in questa fase di scelta per andare nell'esclusione. Io lo dico sempre quando si citava anche nell'altro speech di come è stato fatto orientamento di noi quando eravamo piccoli. Io avevo un'esperienza professionale, mio papà che aveva un'azienda e mia mamma che collaborava nell'azienda. Io sapevo un no nella mia vita, che non avrei voluto fare il lavoro di mio papà, ed effettivamente è quello che non ho fatto, nel senso che non sono andato a studiare l'ambito della meccanica perché non mi piaceva, però un no ce l'avevo,
Poi se avessi fatto un percorso di orientamento migliore avrei fatto anche io delle scelte diverse, però sicuramente insomma ecco, il no ce l'avevo ed era abbastanza chiaro. Proseguiamo con le proposte che ci dà l'intelligenza artificiale, che sono quelle appunto di valutare lo stile di studio richiesto. Ecco, anche questo è è un tasto molto importante su cui noi poniamo sempre molta attenzione. E qua ovviamente l'intelligenza ci dice ogni tipo di scuola ha un suo approccio allo studio, come sempre l'errore, la mancanza di non riportare la IFP ci dice che i licei hanno molto più teoria e quindi più studio a casa, i tecnici hanno una base teorica e ci mettono anche dei laboratori, i professionali sono più pratici verso il mondo del lavoro, dice l'intelligenza artificiale. Anche qua un'informazione tutto sommato molto riassunta, non del tutto errata, appunto, però mancante di un'informazione che è quella del mondo della IFP. L'impegno, ecco, noi ci teniamo molto a sottolineare l'aspetto dell'impegno che viene richiesto in tutte le scuole. Dopo vedremo bene noi che cosa raccontiamo. Ecco. Sicuramente viene richiesto un maggiore impegno in alcuni tipi di scuola durante la presenza a scuola, quindi nel mondo della IFP in particolare c'è richiesta moltissima attenzione a scuola, lo studio è richiesto molto a scuola, quasi in maniera opposta nel fronte dei licei effettivamente è richiesta molto più autonomia e impegno a casa, e quindi questo sì bisogna valutare appunto in termini proprio personali, ciascuno deve capire qual è il proprio approccio. Ecco, anche qua sicuramente non è una risposta esaustiva, bisogna veramente andare a integrare ed approfondire molto che cos'è l'aspetto dello stile dello studio, e questo appunto si fa con l'aiuto di qualcuno di esperto, di un orientatore. Altra risposta che ci dà appunto l'intelligenza artificiale è quella di considerare gli aspetti pratici legati un po' alla distanza, gli orari e quant'altro. Ecco, sì, noi l'abbiamo messa, appunto il nostro appunto è proprio legato al fatto che sì, sicuramente è un'informazione da considerare, da tenere presente, però ecco, non è uno degli aspetti fondamentali, diciamo così, o prioritari nella scelta di una scuola. L'ultimissimo è appunto quello che dice: parla con chi ti conosce bene, confrontati con genitori, insegnanti, orientatori, amici più grandi o ex studenti. Non devono decidere loro, ma possono darti dei punti di vista utili. Ecco, questo anche qua in grande riassunto, effettivamente queste sono delle informazioni interessanti, nel senso che cita il fronte di quella che noi chiamiamo comunità educante, quindi gli insegnanti, gli orientatori scolastici, i genitori. Ecco, voi genitori siete un ruolo importante nella fase di scelta dei ragazzi, ma allo stesso tempo anche appunto gli amici, i compagni che sono già alle scuole superiori possono dare le famose chiavi di lettura, ecco perché si chiama così questo seminario. Quindi insomma non è una scelta che deve fare solo il ragazzo, è una scelta che si fa insieme, in concerto diremmo noi, quindi in dialogo continuo tra soprattutto adulti di riferimento. Ecco, un piccolo inciso alle frasi che di solito noi adulti siamo un po' portati a riferire un po' per errori di pensiero, per stereotipi, perché ovviamente noi adulti abbiamo un percorso di studio, abbiamo un percorso storico, quindi abbiamo vissuto delle esperienze che appunto la letteratura psicologica e pedagogica ci dicono proprio che siamo sempre portati a un po' travisare, ecco, la realtà dei fatti, appunto dovuta ai nostri preconcetti, pensieri, ideali, no, che abbiamo. Quindi per esempio, no, frasi tipiche sono: questa scuola a me ha dato tutto ciò che mi serviva e di sicuro quindi potrà fare lo stesso anche a te, mio figlio, mio studente, eccetera. Ecco,
uno dei grandi errori che facciamo noi adulti. L'altro errore è la scelta della scuola sbagliata rovina la vita. Ecco, anche qui abbiamo portato veramente due frasi che sentiamo tuttora dire da molti adulti, non solo genitori ma anche docenti, educatori e quant'altro. Ecco, queste rientrano in quelli che sono appunto i nostri errori di pensiero, i nostri pregiudizi, preconcetti da adulto. Cerchiamo di lasciarli lì. Ecco, cerchiamo di non metterli in gioco, soprattutto quando stiamo accompagnando una fase di transizione, quindi appunto di orientamento i nostri ragazzi, i nostri figli. Perché? Perché i tempi sono cambiati, perché anch'io penso alla scuola superiore che ho fatto io, ormai sono passati 20 anni, posso avere dei miei pensieri, dei miei pregiudizi, dei miei preconcetti, ma probabilmente di quella scuola sono rimasti solo i muri, la porta d'ingresso e basta. Le persone che ci sono dentro sono cambiate, è cambiato un sistema di istruzione, è cambiata appunto anche tutta la parte di titolarità dei percorsi di studio, no? E quindi insomma cerchiamo di lasciare tutto questo fronte di pregiudizi e preconcetti un po'. Ce li avremo, sono innati, sono naturali in noi, però cerchiamo di tenerli, noi adulti intendo, cerchiamo di tenerli un po', diciamo così, da parte, un po' sedati. Ecco, e adesso veniamo a noi, appunto abbiamo capito l'intelligenza artificiale che cosa ci dice e noi di ENIP Veneto che cosa andiamo a raccontare appunto quando si è in una fase di scelta. Ecco, il punto di partenza noi ci focalizziamo sempre sul che cosa ti appassiona e quindi appunto noi ragioniamo sempre per quelli che sono gli ambiti di interesse. Ecco, faccio un piccolo inciso rispetto alla differenza, no, di quello che ci diceva l'intelligenza artificiale prima tra l'approccio allo studio. Ecco, è molto fondamentale, per noi è veramente fondamentale avere chiaro qual è il nostro approccio allo studio, qual è l'approccio allo studio di nostro figlio o che il nostro figlio abbia veramente questa concessione. Allora, vedete qui sull'asse verticale abbiamo riportato l'approccio di studio teorico e un approccio di studio pratico. Qual è la differenza? Lo studio teorico è quello studio riflessivo, lo studio mentale, lo studio del leggo, ripeto, ragiono, penso, parlo, penso. Mentre proprio di polo opposto l'aspetto pratico, l'intelligenza pratica. Si parla proprio di intelligenza delle mani, intelligenza pratica. Qual è? Vedo una cosa, la vedo fare da una persona esperta, magari un docente, imparo anch'io, metto le mani e via via come dire, proprio per tentativi ed errori creo l'apprendimento, ok? Sono due tipi di intelligenze, due appunto estremi e diciamo così, nella verticalità di questi due estremi poi si posizionano tutti gli altri tipi di approcci allo studio. Sono comunque due intelligenze, non è l'intelligenza dei bravi solo quelli che vanno al liceo, ok? Non sono solo bravi loro, ok? C'è l'intelligenza di tutti ed è giusto che ciascuno abbia il proprio posto, ok? Nella scuola giusta. E quindi appunto noi abbiamo un po' studiato questo processo ad imbuto che ci dice che cosa? Vedete, nella parte più alta abbiamo l'istruzione liceale, perché ha un approccio anche allo studio, un approccio alle materie molto generale. Si legge molto, si riflette molto ed è richiesto moltissimo impegno a casa. Si dà veramente per scontato che lo studente liceale studi molto a casa. A scuola si danno degli spunti e ci sia questa capacità di autonomia a casa. Entriamo nel secondo filone appunto dell'istruzione tecnica. Entriamo in quella che viene definita la filiera di settore e quindi c'è sempre un approccio teorico, vedete? Siamo sempre molto vicini alla punta massima dell'approccio solo di studio. Ma entriamo però iniziamo a ragionare in termini più pratici, più tecnici, su vari
segmenti appunto della filiera di settore, che è appunto quello di cui abbiamo visto le slide all'inizio, quindi di settore più economico, turistico, piuttosto che dei processi produttivi o delle varie filiere del mondo del lavoro. Quindi iniziamo a entrare a conoscere un po' di più quella che è appunto quelli che sono gli ambiti specifici. Scendiamo verso l'istruzione professionale che appunto inizia ad entrare a studiare il processo produttivo a tutti gli effetti, quindi l'approccio inizia ad essere già più pratico. Effettivamente l'istruzione professionale ha più ore di laboratorio, più ore di materie professionali, ok? Sempre affiancate dalle materie culturali più teoriche di riflessione. Il segmento più basso è quello che appunto va a convergere, si converge sempre di più verso la specifica del segmento, del settore proprio di processo produttivo, e quindi si va appunto nel mondo dell'IFP a studiare in maniera molto pratica, con molte ore di laboratorio, si è per molto tempo appunto in una vera e propria area produttiva di lavoro, si è per esempio, non so, in un bar per fare caffè, si è in una officina meccanica per sistemare le auto, ok? Si entra veramente nello specifico del segmento produttivo professionale di lavoro, e quindi appunto l'aspetto proprio pratico, concreto, è proprio dato da quello che vi ho raccontato prima, dal vivere molte ore di laboratorio, molte ore di esperienza pratica, ok? Con la quale creo l'apprendimento, ok? Come dicevo appunto, non c'è la scuola di serie A, non c'è la scuola di serie B, non esistono più tutti questi stereotipi di cui si parlava prima, c'è la scuola giusta per ciascuno di noi, ok? E quindi appunto poi a seconda appunto della passione, quella di cui si parlava prima, che cosa ti appassiona? Un liceo linguistico? Che cosa ti appassionano? Le lingue? Benissimo. Per quanto riguarda l'ambito delle lingue, i percorsi di studio ci sono i licei linguistici che hanno un approccio più teorico, studio della linguistica, quindi studio le parole, studio molto gli autori, ok? Come uso la lingua nel mondo. Entriamo invece, se scendessimo ad esempio nell'istruzione tecnica o nella professionale, potremmo entrare magari nei segmenti turistici in cui la lingua è uno strumento del mio lavoro. Quindi studio magari la microlingua, studio l'inglese, lo spagnolo, quello che è, per entrare sempre più nello specifico del mondo del lavoro. Ad esempio nella IFP, nell'istruzione professionale, potremmo trovare i percorsi sempre turistici o la ristorazione, tutto il settore alberghiero, in cui appunto la lingua è puramente uno strumento per il mio lavoro, ok? Quindi vedete che se mi appassionano le lingue e a seconda di com'è la mia propensione allo studio, posso trovare la scuola per me. Gli elenconi che vi abbiamo messo prima volevano proprio farci vedere che oggi in Veneto, fortunatamente, abbiamo veramente una grande possibilità di trovare le scuole che vogliamo, ok? Ecco, quindi non focalizziamoci solo, come diceva l'intelligenza artificiale, sull'aspetto geografico. Sì, teniamolo in considerazione, ma non è solo quello, ok? Ecco, questo insomma è quello che noi ci teniamo molto a raccontare, che appunto l'intelligenza artificiale non ha saputo raccontarci. Quindi, ecco, per concludere, abbiamo fatto insomma un po' questa prova, no, tra che cosa raccontiamo noi e che cosa ci racconta l'intelligenza artificiale. Ecco, mi piace citare il manifesto dell'orientamento generativo. Sapete che l'intelligenza artificiale viene definita così proprio perché è generativa, nel senso che lei, sulla base di una serie di algoritmi, ci dà delle risposte, genera appunto del testo che sembra vicino al nostro linguaggio comune, quindi ci sembra appunto sia una vera intelligenza, ma in realtà di fatto fa un puro mette insieme puramente calcoli statistici fondamentalmente, no? E quindi anche qua vi abbiamo lasciato il QR code di ASNUR, che è l'Associazione Nazionale dell'Orientamento, che ha appunto stilato questo manifesto generativo, che è proprio quello che ci fa vedere come
possiamo rapportarci nell'orientamento con l'intelligenza artificiale. È un decalogo, quindi sono 10 punti che trovate appunto nel QR code. Abbiamo ritenuto interessante riportare solo 3 punti che sono veramente molto affini anche a quello che noi pensiamo. Ecco, allora, l'intelligenza artificiale affianca, non sostituisce. Ecco, questa è una grande certezza, è una grande verità di oggi. Non utilizziamola come verità assoluta. L'intelligenza artificiale può essere un alleato prezioso perché ci può dare delle informazioni, avete visto prima, delle informazioni interessanti, degli spunti di partenza ce li ha dati, ma non è la verità assoluta, ok? Non può prendere decisioni né sostituire la relazione educativa, l'ascolto e il senso critico di un professionista. Quindi questo è proprio è palese, lampante, che è quello che appunto vi ho anche riportato prima. Il secondo punto è che l'intelligenza artificiale va adoperata con attenzione. Anche questo, soprattutto noi adulti facciamo attenzione, soprattutto quando i ragazzi la usano, perché come vedete appunto vi dicevo prima di algoritmi, l'intelligenza artificiale è fatta di algoritmi che apprendono dati sulla base comunque di un sistema autoalimentante, sulla base di quello che noi un po' gli andiamo a dire, lei genera. Però in questo momento, anche prima vi ho fatto vedere, ci ha riportato delle cose mancanti e quindi senza una supervisione critica, l'aspetto critico è umano, è nostro, ok, di noi umani, quindi senza la supervisione critica possiamo ridurre o rafforzare le disuguaglianze, i pregiudizi e gli stereotipi, proprio perché appunto ci butta fuori delle informazioni. Vedete, prima vi ho fatto vedere che alcune informazioni erano sbagliate, alcune informazioni erano mancanti, delle altre informazioni erano corrette. Quindi una cosa fondamentale di noi umani, che abbiamo la nostra intelligenza umana, è proprio quella di appunto mettere l'aspetto critico, come dire, mettere sempre mettere in dubbio quello che ci dice l'intelligenza artificiale. Prendiamola come dato di fatto, ma analizziamola, ok? Critichiamola. Il terzo punto è la persona è più di un insieme di dati e quindi appunto ogni individuo è unico, è quello che vi dicevo prima, perché ha la sua storia, ha le sue competenze che appunto non si riescono a mettere insieme in un algoritmo, ok? O meglio, potremmo utilizzare i famosi prompt, si chiamano, quindi le informazioni che noi buttiamo dentro l'intelligenza artificiale, la potremmo utilizzare inserendo moltissimi dati di noi, ok? E quindi forse qualcosa potrebbe aiutarci, ma tutta la parte legata alla tua storia, alla tua emozione, alla tua emotività, non ce l'ha l'intelligenza artificiale, ce l'abbiamo noi, è un po' quel famoso ragionamento, diremmo di pancia, no? Quel ragionamento emotivo che appunto un elaboratore di dati non ha. E l'ultimo aspetto, che è quello è focale per noi, ecco, e l'ho detto anche all'inizio, orientamento è un processo, non è una soluzione. Quindi quando dicevo orientamento non è solo scelgo la scuola superiore, scelgo quale università fare, scelgo che lavoro fare da grande. Orientamento è un processo che ha un momento di inizio e un momento di fine proprio in quel periodo di transizione della vita di cui parlavo prima all'inizio di questo talk. Quindi l'obiettivo non è fornire risposte preconfezionate, ma è stimolare l'autonomia, la riflessione e la capacità di porsi domande, appunto all'interno di questo processo. Il processo di orientamento è facciamoci delle domande, mettiamo insieme più cose, cerchiamo di farci più domande possibili per cercare poi di trovare la nostra strada. Ecco, con questo io ho concluso. Se ci sono delle domande, non so se abbiate delle domande legate un po' a quanto abbiamo visto prima. Prego. Questa cosa verrà perfezionata, nel senso diventerà più attendibile, questo dico. Cosa dicono? Sì. Sì, allora, ci sono, appunto dicevi, è un sistema che si autogenera, no? È autoalimentante, sì, sicuramente, però ecco, teniamo sempre questo aspetto critico, di criticità, di
di analisi nostra. La letteratura ci dice che ci sono vari livelli di intelligenza artificiale, l'intelligenza base è quella, diciamo così, di Alexa, grazie, di Alexa, no? Gli faccio una domanda e mi risponde perché trova nella rete di dati, trova delle informazioni e ce le dà. Salve, grazie a voi. Invece appunto poi c'è l'intelligenza generativa, che è quella che appunto mette insieme un po' più di informazioni, crea del testo, ok? E quindi si porta alla pari del nostro linguaggio. Ad oggi siamo qui. Poi ci sono degli altri livelli sempre più, diciamo così, che definiscono l'intelligenza artificiale sempre più autonoma, ok? Ma non ci siamo ancora, insomma, a livello scientifico non ci siamo. Credo che in un futuro... Esatto, anche secondo me, ecco, insomma, c'è chi ci crede molto, noi ci crediamo molto proprio perché è uno strumento, ecco, utilizziamolo come strumento, fine a se stesso per noi, per la nostra professionalità nell'orientamento, ma in generale, ecco, nella nostra vita. Basta, quindi riportiamo i nostri dati, grazie dell'attenzione, grazie.